Fontanelle in festa per accogliere il busto con le reliquie di San Gerlando. La festa ha preceduto un importante momento per la Chiesa agrigentina, ovvero la riapertura al culto della cattedrale dedicata al santo patrono di Agrigento. Ad accogliere il busto di San Gerlando a Fontanelle la comunità della parrocchia di San Nicola con il parroco Don Andrea Militello. Da piazza Amagione in processione è stata raggiunta la parrocchia dove alle 19 è stata celebrata una messa solenne in onore del santo patrono alla presenza del parroco della cattedrale Don Giuseppe Pontillo. A presiedere la celebrazione il canonico Don Giuseppe Monreale. L'appuntamento è stato per Fontanelle un momento importante di vita comunitaria. Spesso ci si dimentica che il quartiere a nord del capoluogo esiste con i suoi problemi, ma è un discorso questo che riguarda naturalmente gli amministratori comunali. Ieri a far vivere un momento di gioia è stata la Chiesa, che si conferma come unico punto di riferimento della zona, con un nuovo parroco, Don Andrea, che si è fatto già apprezzare dai fedeli per le sue doti. Fontanelle ha tanto bisogno di attenzioni. Da qui ieri la preghiera al patrono della città, San Gerlando, e a San Nicola, patrono della omonima parrocchia, perché possano proteggere gli abitanti aiutandoli a vivere serenamente.